Ecco qua. Buongiorno a tutti. È con grande piacere che do il benvenuto nella sede del Consiglio regionale in sala stampa Oriana Fallaci all'associazione AFIF e al suo presidente Giovanni Mariuzzo e a tutti voi. AFIF è l'associazione familiare Insonnia Familiare Fatale che si occupa della FFI, che è una rara malattia neurodegenerativa del sistema nervoso centrale. La sua caratteristica principale è un'insonnia progressivamente grave, accompagnata da disturbi comportamentali, deterioramento mentale e cognitivo che non lascia scampo. Questa è stata la sorte per Carlo, all'epoca 56enne, quando nel 1992 si ammalò di insonnia familiare fatale. Patologia ereditaria rarissima e sconosciuta fino al 1984, causata da un difetto genetico di cui si stima appena un centinaio di casi al mondo. Tanto è vero che all'inizio per Carlo la famiglia e il medico pensarono ad una forma precoce di Alzheimer. Mesi senza chiudere occhio e la morte che sopraggiunge nel giro di 8-9 mesi. Così fu anche per i due fratelli di Carlo. E a raccontare queste dolorose vicende è Fabio Mariuzzo, nipote di Carlo, dalle pagine del Corriere della Sera con un vibrante articolo. Mi pregio di ricordare che gli obiettivi che l'AFIF si propone dal 2003 sono triplici. Divulgare, diffondere la conoscenza sulle malattie da prioni e in particolare sull'insonnia familiare fatale. Sostenere, cioè offrire sostegno alle persone affette dalla patologia e alle loro famiglie. Fare la differenza, contribuire in modo efficace alla ricerca. Evidenzio con ammirazione come i partner dell'AFIF siano Teleton, l'Istituto Mario Negri di Milano, la Fondazione Spagnola Infermità Prioniche e Profile, lo studio longitudinale sull'insonnia familiare fatale. È bene ricordare che per questa malattia non esiste ancora una cura. Si sviluppa dopo i 50 anni e ha un decorso fatale, con l'altissima possibilità di una trasmissione genetica da una generazione all'altra. Ecco perché la ricerca assume un ruolo fondamentale senza la quale la conoscenza della malattia non sarebbe avvenuta. Ed ecco perché dobbiamo dare nuovo impulso alla ricerca, per non lasciare senza cura questa malattia così devastante, anche se colpisce pochissime persone al mondo. Ma sappiamo che la ricerca ha bisogno di fondi, ed ecco che Fabio Mariuzzo ha avviato una campagna di raccolta fondi che si è mobilitato con un'iniziativa di una pedalata benefica che avrà luogo in autunno da Venezia a Bilbao, ripercorrendo lo stesso tragitto che secoli fa compì colui che avrebbe poi diffuso la conoscenza della malattia nella penisola iberica. E qui consentitemi di sottolineare come la politica, oggi con voi qui presenti, attesti quella che è la sua funzione più alta di occuparsi dunque della salute della propria comunità e di fare di cassa risonanza per ricordare a tutti noi l'impegno per la ricerca e per lo studio delle malattie cosiddette incurabili. Sono molto felice che attraverso i nostri canali di comunicazione si veicoli questo nobile messaggio e che il mio ruolo possa essere utile per una diffusione della conoscenza dell'insonnia familiare fatale. Lo faccio con lo spirito positivo e con determinazione. Lo stesso spirito positivo e la stessa determinazione che anima Fabio nelle sue iniziative di raccolta fondi. Lo stesso spirito positivo e la stessa determinazione che anima Giovanni Mariuzzo, presidente dell'AFIF. Giovanni che, come lui stesso si racconterà, ha preso parte al progetto DOXIF, finanziato da Teleton, sottoponendosi all'esame genetico che individua l'alterazione genetica che innesca l'assenza di sonno. Test che è risultato positivo e che lo fa vivere con la tragica consapevolezza che anche lui potrebbe seguire la sorte del padre e degli altri parenti. Grazie Giovanni e benvenuto anche al dottor Vladimiro Artuso, medico ricercatore che in collaborazione con l'Istituto Mario Negri e altri illustri ricercatori si sta adoperando in prima linea per trovare una cura a questa patologia. Continuiamo a dare concretezza alla speranza di una cura per la malattia e grazie a tutti voi qui convenuti. Io aggiungo che non ero a conoscenza naturalmente di questa rarissima malattia, poi degli amici insomma mi hanno fatto conoscere questa realtà e quindi io penso che il nostro compito, come detto poc'anzi, sia quello di cercare di dare più risonanza possibile, non solo all'iniziativa che è lodevole e abbiamo voluto fare qui non solo per la cassa di risonanza che può avere il Consiglio regionale del Veneto che naturalmente si occupa di sanità, ma anche il fatto che poi qui da Venezia parte insomma questa iniziativa e quindi penso che sia
forse la sede giusta, ecco, diciamo così. Ne ho parlato anche con la Presidente Bescacin, che adesso è in Commissione Sanità, la Presidente, che in teoria poi ci raggiungerà non appena termina, e poi naturalmente gli altri colleghi che a seguito del video poi insomma potranno sostenere questa serie di iniziative. Intanto grazie e passo la parola al Presidente. Prego, Presidente. Buongiorno a tutti. Inizio subito con ringraziare il Consiglio regionale e soprattutto il consigliere Luca Spavanetto per questa opportunità che ci viene data. Come ha già anticipato il consigliere, AFIF è stata costituita più di 20 anni fa e effettivamente pochi sapevano della nostra esistenza. Perché? Perché per il primo periodo noi stessi associati non sapevamo bene di cosa si trattasse. Quando abbiamo conosciuto, siamo venuti a conoscenza che questa era una malattia rientrante fra le rare delle malattie da prioni, ma considerata ultra rara l'FFI, l'insonnia familiare fatale, per i numeri assolutamente piccoli. Le malattie da prioni, stiamo parlando di 1,5 su milione di abitanti, nel caso dell'insonnia familiare fatale si va 1000 volte meno come percentuale di presenza. Allora, il primo periodo noi stessi non sapevamo cosa ci stesse accadendo e per i primi 10 anni in pratica ci sono serviti per inquadrare la nostra situazione. Dopodiché, con l'aiuto del dottor Artuso, del dottor Ignazio Reuter, il precedente presidente e animatore della nostra associazione, siamo entrati in contatto con l'Istituto Mario Negri di Milano, fondato dal professor Silvio Garattini, e nel giro di qualche anno ci è stata fatta questa proposta di poter partecipare. Anzi, questo studio è stato pensato appositamente per noi che abbiamo questa malattia ultra rara, uno studio che voleva essere decennale, iniziato nel 2012 e che Telethon in maniera eccezionale ha deciso di continuare a finanziare fino al termine dei 10 anni. Si conclude quest'anno, a breve ci sarà la pubblicazione scientifica e per noi come associazione è stata un'esperienza assolutamente eccezionale. Viviamo in un periodo in cui i legami parentali tendono un po' a liquefarsi presto. Per noi è stata l'occasione per riagganciare quella rete parentale. In questo caso per un motivo drammatico, però è stata foriera di tante iniziative e collegamenti affettivi importanti, perché abbiamo potuto condividere un problema tragico fra parenti e poi tutti gli amici che ci hanno supportato in questi anni. Per cui per i primi 10 anni, prima della fondazione, per i primi 10 anni dell'associazione, non sapevamo noi effettivamente di cosa si stesse parlando. I successivi 10 anni siamo stati effettivamente in silenzio, molto discreti, perché c'era questo importante progetto Telethon, dove il non sapere chi fossero i portatori della mutazione e chi invece il gruppo di controllo ha fatto sì che la situazione ha avuto un grosso
è stata molto discreta da questo punto di vista. Adesso, terminato il progetto Teleton, si è sciolto questo velo, nel senso che, come me, anche buona parte degli altri partecipanti al progetto hanno deciso di sapere la loro condizione di portatori o meno della mutazione, che è il fatto che ci dà la probabilità altissima, si parla del 94% o 95% che si sviluppi per noi la malattia, ci ha dato l'opportunità in pratica di togliere questo velo, e noi ci siamo sentiti in dovere di metterci la faccia e soprattutto celebrare questi 10 anni di progetto Teleton, per ringraziare Teleton della fiducia dataci, per ringraziare l'Istituto Mario Negri e in pratica durante una convention dell'anno scorso a Madrid, dove alcuni nostri figli sono andati a condividere questa realtà con la Fundación Prionicas spagnola, sono ritornati entusiasti di questa associazione che non conoscevamo e che da 8-10 anni si stanno muovendo con un grande trasporto. E sono tornati con questo entusiasmo che hanno contagiato in pratica tutta l'associazione, anche noi un po' più vecchietti, e ci è piaciuto l'idea di iniziare anche noi a metterci la faccia e ad iniziare a dare il nostro contributo divulgativo in maniera palese, per cui non solo il contributo in sangue, pelle e quant'altro per gli esami, ma questa volta anche nel raccontare la nostra storia. Non per un'autocelebrazione assolutamente, ma perché possa essere questa esperienza associativa e anche di percorso scientifico possa essere di esempio e di stimolo per altre realtà. Gli amici della Fundación Prionicas spagnola lo sono stati per noi motivo di entusiasmo, visto la loro dedizione in questo senso, e anche noi abbiamo voluto provare a fare del nostro meglio. Abbiamo appena concluso un crowdfunding che ci ha stupito, perché siamo partiti da zero, nessuno quasi sapeva della nostra esistenza e di questa malattia, e in 2 mesi abbiamo avuto più di 200 sostenitori che hanno conosciuto la nostra realtà, hanno conosciuto l'intenzione e hanno deciso di supportarci con donazioni, con iniziative, serate con cori, iniziative locali di feste per raccolta fondi, e veramente siamo stati, ci ha veramente sorpreso tutta questa solidarietà nei nostri confronti. Tengo a precisare una cosa, a noi dà molto orgoglio il fatto che abbiamo anche capito che Teleton, la Fondazione Teleton, l'Istituto Mario Negri, l'Università di Verona con il professor Zanusso, che sono le 3 entità che più ci supportano dal punto di vista scientifico, ci è piaciuto capire che dalla nostra esperienza stanno cercando di trovare indizi per poter essere incisivi su malattie molto più importanti nei numeri, chiaramente malattie neurodegenerative come possono essere Alzheimer, Parkinson e così via.
Perciò nella tragicità della nostra situazione ci piace sapere che i nostri sforzi non sono strettamente legati alla nostra realtà personale, ma sono intesi anche dall'ambito scientifico come una possibilità in più per malattie molto più impattanti nei numeri. Detto tutto questo, 2 parole sull'iniziativa. I nostri giovani sono ritornati da Madrid entusiasti di questa realtà associativa che hanno incontrato. Gli amici di Madrid ci raccontavano che stavano facendo una ricerca genealogica perché sembrava che dal nord Italia, dal nostro Veneto, sia partito chiamiamolo l'indiziato numero 1, e a noi è piaciuto l'idea di fare questo percorso al contrario, perciò non una persona che esporta una patologia, ma noi che in questo momento cerchiamo di esportare conoscenza collaborazione e soprattutto cerchiamo di portare speranza. In questo caso si parla a livello internazionale perché le malattie da prioni siamo sempre più consapevoli che meno in forma genetica, dove noi abbiamo un po' il primato da questo punto di vista, ma in forma sporadica sono distribuite con numeri sempre molto esili in tutto il mondo. E perciò siamo, fatemelo dire, orgogliosi di quello che stiamo cercando di fare nel dar visibilità alle malattie rare e in questo specifico alle malattie da prioni. Detto questo, adesso lascio la parola al dottor Vladimiro Artuso, che ci segue dall'inizio della nostra storia e che vi racconterà un po' meglio l'aspetto scientifico del progetto Teleton che andiamo a terminare, che abbiamo terminato nel 2024, e nel progetto Profile che andrà a concludersi l'anno prossimo, sempre in questo periodo, con capofila il dottor Roberto Chiesa dell'Istituto Mario Negri. Per cui con piacere lascio la parola al dottor Artuso. Grazie. La bella descrizione e presentazione di Lucas Pavanetto e la bella e interessante descrizione che il presidente Giovanni Mariuzzo ha fatto dell'associazione Insonnia Familiare Fatale, io proverò ad aggiungere la descrizione di alcune tappe che possiamo considerare fondamentali del percorso storico e scientifico che abbiamo effettuato per approfondire le conoscenze sull'insonnia familiare fatale. Il percorso è iniziato quando il dottor Ignazio Reuter si è imbattuto in una patologia fino a prima sconosciuta e mai descritta, che a partire dal 1973 ha incominciato a interessare 3 fratelli. Una donna di 48 anni con una sintomatologia molto particolare, caratterizzata da gravi disturbi del sonno. Morì dopo 8 mesi. 5 anni dopo anche la sorella presentò sintomi simili. Il medico capì che l'insonnia costituiva sì il sintomo fondamentale, ma che però era la parte fondamentale di questa malattia. Morì anche questa signora e sono stati fatti gli studi sul cervello da parte di Erwin Wildy, un grande anatomopatologo svizzero. Non riuscì a trovare note patologiche particolari. Allora il dottor Reuter cominciò ad approfondire gli studi sulla genealogia della famiglia e anche delle famiglie che erano vicine a questa, dalle quali poi si è dimostrata la possibilità che insorgesse la malattia. Nel 1984 anche il fratello di 53 anni cominciò a presentare la sintomatologia simile.
Fu studiato assieme al professor Lugaresi, un neurologo direttore del Centro delle Patologie del Sonno dell'Università di Bologna. Qui è stata descritta in maniera completa e fu chiamata insonnia familiare fatale. Dopo altri 5 anni sono stati individuati 5 casi e si riuscì a capire quale fosse la sede della lesione, il talamo. Di questa parleremo a breve. Come è stato detto, la nostra è una malattia ultra rara con carattere autosomico dominante. La causa è l'interessamento del cromosoma 20, con precisione il gene PRNP, dove si verifica la mutazione sul codone 178 che codifica per l'asparagina prodotta al posto dell'acido aspartico e sul codone 129 quel polimorfismo per la valina e la metionina. Questo cosa comporta? Comporta la formazione di una brevissima sequenza di aminoacidi anomala che Prusiner ha individuato non solo nella nostra patologia ma soprattutto nella malattia di Creutzfeldt-Jakob e l'ha chiamata prione. Per questo lui è stato insignito nel 1997 del premio Nobel. La malattia di Creutzfeldt-Jakob forse diventa più famosa perché per la sua variante, che è stata chiamata mucca pazza. Queste malattie appartengono al gruppo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. Abbiamo visto con Gianluigi Forloni, che è il direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Mario Negri di Milano, che questa brevissima proteina, il prione, dal punto di vista molecolare è un oligomero. Nei laboratori del Dipartimento di Neurologia appunto del Mario Negri di Milano abbiamo scoperto che sono oligomeri tutti gli agenti patogeni di queste malattie, delle encefalopatie neurodegenerative dette anche da misfolding proteico, che adesso vengono chiamate oligomeropatie, che è un termine che ho suggerito e che è stato accettato all'interno dei laboratori ed è stato coniato per indicarle. Cos'è un oligomero? L'oligomero possiamo immaginarlo come una collana di perle, dove ogni perla è un aminoacido. Se noi prendiamo la collana e la tiriamo, abbiamo la struttura primaria dell'oligomero. Se la ripieghiamo, quella secondaria, se la ripieghiamo ancora, quella terziaria. In queste fasi del ripiegamento possono avvenire delle anomalie, per cui si origina un oligomero patogeno, che diventa patogeno perché a causa della sua struttura terziaria non è più aggredibile dalle proteine chinasi, degli enzimi che noi abbiamo e che dovrebbero distruggerlo, per cui si accumula nelle zone che lui predilige per creare i danni. Viene considerato la minima forma proteica, e nella parola forma capiamo l'importanza di queste patologie, in grado di dare neurodegenerazione, sostenere la malattia e propagarla. Può dare malattie genetiche, può dare malattie sporadiche che avvengono senza che ci siano delle cause apparentemente precise o valide, e può essere di natura infettiva. È in grado di passare, in certi casi, da un organismo all'altro. Vi dico questo perché questa rappresenta un grande passo in avanti nello studio di queste malattie, perché con precisione abbiamo individuato quali sono gli agenti patogeni e quindi abbiamo anche così la possibilità di creare i farmaci contro questi elementi. Perché vi anticipo tutto questo? Perché, essendo simili gli agenti patogeni, è pensabile che quanto scopriamo nell'insonnia familiare fatale può essere utile anche per altre patologie che sono più diffuse, come l'Alzheimer, il Parkinson, l'Huntington. Quindi il nostro studio, oltre che aiutare i nostri pazienti, diventa un modello che permetterà di interpretare e di capire e di studiare e di aiutare anche altri ammalati che sono molto molto più diffusi. Abbiamo detto che la sede della localizzazione è il talamo. Cos'è il talamo? È una struttura molto complessa che si trova alle basi del cervello e che è implicato nel mantenimento dei ritmi circadiani del sonno. Interessa poi un'altra struttura un po' più sottostante che si chiama oliva e dopo può interessare anche aree del cervello. La clinica quindi è caratterizzata da insonnia,
con incapacità di raggiungere un sonno profondo che risulta completamente destrutturato. Vi sono alterazioni del ritmo sonno-veglia. Sembra in certi momenti che il paziente dorma, in realtà vive i propri sogni e assolutamente non dorme. Oltre a questi sintomi si associano disturbi cognitivi che pian piano diventano sempre più gravi, tremori, mioclonie, che sono movimenti involontari della muscolatura, e poi ci sono alterazioni della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e tante altre cose. Un momento fondamentale, secondo me, dello studio di questa patologia è stato quando nel 2002, nella sala dei congressi dell'ospedale regionale di Treviso, c'è stato l'incontro fra gli scienziati di Milano, Gianluigi Forloni e Roberto Chiesa, i medici, chiamiamo trevisani, Ignazio Reuter e Vladimiro Artuso, con un grandissimo numero di soggetti appartenenti alle famiglie nelle quali era stata individuata la patologia. E già nel primo incontro questi soggetti si sono presentati come attori e collaboratori fondamentali per lo studio, non come persone che accettavano quel che veniva fatto, ma davano delle proposte e ci hanno aiutato tantissimo nella prosecuzione. Come ha detto Giovanni, nel 2003 è nata la nostra associazione. Il 2004 è un altro momento importante, perché in quest'anno abbiamo raccolto il sangue di 85 soggetti e sono stati individuati in questi che per il 25% c'era la mutazione che poteva essere responsabile della malattia. Poi io con il dottor Reuter abbiamo prelevato anche i fibroblasti. I fibroblasti sono delle cellule che si trovano sotto la cute. Allora erano importanti perché ci avrebbero permesso di fare degli studi proteomici. Ci sono ancora e si trovano nei freezer a meno 80 gradi del Dipartimento di Neuroscienze del Mario Negri. Adesso abbiamo capito che sono ulteriormente importanti perché da questi si possono ottenere le cellule staminali pluripotenti indotte. Attualmente, infatti, sono utilizzati per creare i modelli cellulari umani della patologia e studiarne e capirne le caratteristiche con maggiore specificità. Nel 2009, è stato anche questo un anno importante, c'è stato un congresso al Carlo Besta di Milano, promosso dall'Associazione Italiana Neuropatologie da Prioni, che ha come presidentessa Robello Raffaella. Qui, fra i tanti ricercatori, c'eravamo anche il dottor Reuter, Artuso, Gianluigi Zanusso, Chiesa Roberto, Gambetti e Inga Zer, che sono dei grandissimi studiosi di queste patologie. In una pausa di questo congresso noi abbiamo chiesto espressamente al dottor Forloni di attuare un progetto per il trattamento preventivo della malattia con dossiciclina che aveva già presentato validità in vitro e negli animali, per cui diventava utile valutare la potenzialità terapeutica in fase preclinica nell'insonnia familiare fatale. L'idea del trattamento preventivo possibile fece riflettere Gianluigi, che ci rispose che si poteva fare. E nel 2010 era già pronto lo studio che abbiamo effettuato e iniziato nel 2012 e, come diceva Giovanni, è terminato da breve. Lo studio Insonnia familiare fatale, trattamento preventivo con doxiciclina nei soggetti considerati a rischio. Teleton lo approvò, quarto nella classifica nazionale dei progetti Teleton di quell'anno. Il grande e continuo interessamento di Teleton, come ha stato ben messo in evidenza Giovanni, è stato fondamentale per effettuare questo studio. Uno studio multicentrico, unico per tanti motivi. La durata dello studio e la tenuta eroica dei partecipanti a questo studio. La preziosa collaborazione fra i tre centri creati, il Mario Negri con Forloni, con Roberto Chiesa e con Ugo Lucca, il Carlo Besta con Tagliavini e il suo team Fabio Moda e Veronica Redaelli, l'ospedale regionale di Treviso con Reuter, Artuso, le importanti infermiere che voi conoscete bene del DEI-H medico di Treviso, i tecnici di laboratorio,
gli psicologi e i neuropsicologi. Nel corso dello studio si è presentata la necessità di chiedere degli emendamenti. Il primo nel 2015. È stato infatti approvato l'emendamento per la ricerca degli anticorpi, delle sostanze che vengono prodotte contro alcune proteine, in questo caso i prioni, coinvolgendo Adriano Aguzzi, responsabile della neuropatologia dell'Università di Zurigo. Successivamente abbiamo presentato altri emendamenti, ad esempio quello del brushing della mucosa olfattoria, una tecnica molto nuova, ideata dal professor Gianluigi Zanusso dell'Università di Verona, che tramite un tampone, simile a quello che abbiamo usato fino a poco tempo fa, per far diagnosi del Covid si può raggiungere la volta delle fosse nasali dove ci sono i primi neuroni della via olfattoria e in questi ci sono gli oligomeri patogeni, sia della malattia di Creutzfeldt-Jakob sia anche della nostra patologia. Adesso addirittura pensate, li cerchiamo nelle secrezioni oculari utilizzando quelle piccole striscioline che gli oculisti adoperano per valutare la capacità dell'occhio di creare lacrime. Lo scopo dello studio era curare la malattia o almeno prolungare la sopravvivenza in buona qualità di vita, somministrando 100 mg al giorno di doxiciclina. Inizialmente è data sia ai portatori che ai non portatori della mutazione, poi solo ai portatori. Sono stati arruolati 28 soggetti, 11 portatori e l'età era compresa fra i 44 e i 53 anni. Perché? Perché il picco di questa malattia, valutando poi quando era comparsa nei soggetti deceduti nei secoli precedenti, era attorno ai 50 anni, poco più. Quindi i partecipanti avrebbero avuto la possibilità di essere esposti alla terapia per un tempo ritenuto sufficientemente lungo perché potessero avere dei benefici. Sono stati effettuati dei test molto importanti come la polisonografia, valutazioni neurologiche, il Carlo Besta, la valutazione clinica endocrinologica, i test di stimolo, la valutazione psicologica e neuropsicologica a Treviso, il tutto sempre coordinato da Gianluigi Forloni del Dipartimento di Neuroscienze del Mario Negri. Questo, come potete immaginare, ha permesso di ottenere una mole immensa di dati che adesso viene valutata e dentro quest'anno, come diceva Giovanni, avremo i risultati e la valutazione scientifica di quanto abbiamo ottenuto, permettendo di capire così la validità della terapia che abbiamo proposto. Il lavoro si considerava efficace se entro i 10 anni non decedevano più di 3 persone. Una prima paziente è deceduta nel 2018, una seconda nel 2019. Perciò in maggio del 2019 è stato presentato e approvato un emendamento per l'aumento del dosaggio della somministrazione del dosaggio della doxiciclina, 200 mg, una compressa al mattino, una compressa alla sera, per permettere così che nel sangue ci fosse un picco sempre molto elevato. Lo studio si è concluso con 3 decessi, raggiungendo quindi l'obiettivo prefissato, anche se però un quarto caso si è verificato poi in tempi non molto lontani. Questo è un elemento positivo. Ulteriori punti positivi derivano da queste riflessioni. Ci sono attualmente 5 soggetti che hanno superato i 60 anni, un paio addirittura i 65-66 anni. Noi sappiamo che la malattia si manifesta prima. Con ogni probabilità questi soggetti siamo riusciti a traghettarli al di là del periodo pericoloso e probabilmente loro riusciranno a sopravvivere. Un'altra osservazione importante è che fra i deceduti solo uno era molto molto giovane, 47 anni, gli altri avevano già raggiunto quasi i 60 anni, quindi erano già stati traghettati un po' più avanti dei 53, che sono un periodo molto molto critico. Doxiciclina ha le caratteristiche fondamentali per curare questa malattia. Perché? Perché questa malattia è caratterizzata dall'aggregazione degli oligomeri patogeni, dei prioni. Solo se avviene questa aggregazione loro hanno la capacità di diventare patologici, creano neuroinfiammazione. La doxiciclina è in grado di ridurre
rallentare o addirittura bloccare l'aggregazione degli oligomeri e quindi la possibilità che loro svolgano l'attività patologica. Inoltre è in grado di bloccare la neuroinfiammazione e questo è stato dimostrato. Poi ha un'altra dote che è fondamentale: riesce a passare la barriera ematocefalica e quindi riesce a raggiungere gli obiettivi, le sedi dove i prioni o gli oligomeri in genere svolgono la loro azione. Questi dati ci danno per adesso un ottimismo seppur cauto, in attesa del completamento, come vi dicevo, della valutazione di tutti i dati raccolti, compresi quelli che deriveranno dalle 2 autopsie che sono state effettuate. E anche qua è stata una cosa meravigliosa, perché i familiari di queste persone hanno permesso, addirittura hanno suggerito, che poteva essere utile studiare i loro cari familiari. La doxiciclina comunque è attiva, infatti, come abbiamo visto, i sintomi che presentano i pazienti trattati hanno una sintomatologia modificata rispetto ai precedenti, segno che in qualche modo il farmaco riesce ad agire nelle sedi dove si possono verificare i danni. Possiamo ricordare in maniera rapidissima altri eventi importanti che si sono verificati mentre noi facevamo i nostri studi nell'ambito del mondo scientifico. È stata scoperta una nuova membrana che avvolge il cervello. Noi prima sapevamo tutti che il cervello è avvolto dalla dura madre, dalla pia madre e dall'arachnoide. Maiken Nedergaard, una ricercatrice di neuroscienze danese, ha scoperto che ne esiste un'altra, la SLIM, Subarachnoid-like Membrane. È una membrana molto importante perché oltre a svolgere un ruolo di filtro nel regolare il passaggio delle sostanze patogene al cervello, è formata anche da cellule del sistema immunitario, per cui agisce anche in maniera attiva, producendo delle sostanze che vanno a bloccare questi agenti patogeni. E poi è stato scoperto una rete vascolare che è nell'ambito delle neuropatologie di una potenzialità che è veramente grandissima. È una rete che permette di pulire il cervello da tutti i detriti che le cellule del cervello producono, ma abbiamo visto che è anche in grado di allontanare tutti gli oligomeri patogeni. Quindi, se noi vogliamo curare queste malattie, dobbiamo sì andare a distruggerle, però dobbiamo garantire in maniera più forte possibile l'efficacia e che sia mantenuta la funzione di questa rete vascolare. Io credo, ma non sono l'unico a crederlo, che il nostro farmaco abbia un po' di questa funzione. Difatti avete visto che riesce ad avere un effetto contro la neuroinfiammazione, con ogni probabilità un effetto anche contro l'infiammazione, cui può andare incontro questa rete vascolare, che in questo modo perderebbe la sua validità. Un'ultima osservazione sono le grandi scoperte che sono state raggiunte nelle biotecnologie e nella bioingegneria. Adesso mi viene in mente il lavoro grande fatto dalla professoressa Carmen Giordano del Dipartimento Giulio Natta del Politecnico, che con IRC è un progetto finanziato dalla Comunità Europea dove si sa che esistono delle realtà che nessuno ha mai dimostrato. Tu hai la possibilità di dimostrarle e loro ti finanziano il lavoro. Noi abbiamo pensato che esista un asse intestino-cervello e così questa professoressa ha creato uno studio, un lavoro dove ho avuto la fortuna di poter partecipare anch'io, creando i Technobiology Labs all'interno del Dipartimento Giulio Natta del Politecnico di Milano. E in questi laboratori per la prima volta al mondo è stata creata la piattaforma Minerva, che è costituita da organ on chip, i quali sono fra loro correlati e rappresentano organi e funzioni molto importanti del nostro organismo. L'intestino, il microbiota, il fegato, il sistema immunitario, la barriera ematocefalica e il cervello. Quindi è facile pensare che utilizzando questa struttura, questa piattaforma, venga facilitato lo studio e venga facilitata la ricerca di farmaci utili per curare queste malattie. Abbiamo raggiunto il porto, in buona salute. Io ho finito e vi ringrazio.
Bene, allora cerco di fare una piccola chiosa per poi chiudere questa conferenza stampa, anche se diciamo che siamo andati oltre a quella che è una conferenza stampa classica, nel senso che, ma questo in maniera costruttiva, perché non c'era qualcosa da pubblicizzare e basta, ma c'era qualcosa invece da tenere in considerazione molto di più, e quindi magari è quella parte di conoscenza tecnica che a volte magari è troppo specifica, ma sappiamo benissimo che insomma la diretta del Consiglio regionale del Veneto vede non solo persone che possono essere interessate per curiosità o per familiarità con la malattia, ma anche persone che magari la studiano, e quindi penso che sia cosa buona quella promossa dal professor Vladimiro Artuso e da Giovanni Mariuzzo, che io ringrazio anche la famiglia Ormenese che è qui presente, e grazie per questa cosa qui, perché penso, ripeto, che possa arricchire ancora di più ed permettere di essere il primo step magari di un lungo percorso che possa essere di conoscenza, ma soprattutto anche per trovare una soluzione, diciamo, a una malattia che oggi è rara, ma magari fra poco tempo potrà essere una delle semplici malattie che vediamo, insomma, e che conosciamo e che possiamo debellare in maniera più veloce. Grazie a tutti e buona giornata.